I sindacati dei medici alzano la voce e ci mettono la faccia. Non si può più andare avanti così con il sistema informatico SIO, introdotto quasi un anno e mezzo fa all'azienda ospedaliera di Verona. È questo il messaggio lanciato oggi in modo compatto alla presenza dei rappresentanti di tutte le sigle sindacali del settore. Sono ormai note le criticità del sistema informatico SIO, introdotto come progetto pilota dalla Regione Veneto ed Azienda Zero proprio nell'azienda ospedaliera di Verona. Un sistema fornito tramite bando da una rete di imprese del settore informatico che fin da subito aveva sollevato perplessità per le sue modalità di utilizzo farraginose e complicate. Tanti passaggi da fare per operazioni che prima ne richiedevano solo un paio, ma anche blocchi periodici del sistema, lamentano i medici. Abbiamo cercato di superare questo periodo sperando che i numerosi malfunzionamenti informatici potessero essere risolti in tempi ragionevoli, ma adesso siamo a un anno e mezzo dall'esordio di questo sistema e non vediamo la fine e la risoluzione definitiva di tutti i problemi. E per questo motivo abbiamo deciso di prendere una posizione ferma e decisa. Il personale sanitario ha dovuto tamponare le criticità del sistema, per esempio tornando a utilizzare documentazione cartacea e in alcuni casi addirittura il fax. Nonostante la presa di coscienza delle difficoltà da parte dell'azienda ospedaliera, dicono i sindacati, il confronto fin qui tentato con la Regione Veneto e Azienda Zero però non sta dando frutti. Ci siamo confrontati con la Regione Veneto, con Azienda Zero, abbiamo fatto degli incontri. Abbiamo fatto delle proposte per risolverli, ma non abbiamo ricevuto nessuna risposta. Dopo un anno e mezzo si sta arrivando al collaudo, però non è possibile fare una certificazione visto che il programma è ancora inefficiente e in molti casi mette in difficoltà i medici, i quali comunque hanno mantenuto la qualità delle prestazioni che stanno erogando come servizi. Però sta influendo sicuramente sul fattore quantitativo. I sindacati chiedono ad Azienda Zero, l'ente a capo della sanità della Regione Veneto, una assunzione di responsabilità, la sospensione del SIO da limitare a poche unità pilota finché non sarà funzionale, il rinvio ulteriore del collaudo, il coinvolgimento dei medici nel processo decisionale e infine un riconoscimento economico per il lavoro extra svolto dal personale per tamponare le criticità informatiche. Sono richieste che facciamo direttamente alla Regione Veneto perché ha gestito l'appalto e deve rispondere a ciò che gli abbiamo detto di persona. Bisogna trovare delle soluzioni ma anche nell'immediato perché non è possibile andare avanti ancora in questo modo. In questa fase in cui ci si avvicina al collaudo, l'ITAR prevede una valutazione delle funzionalità del programma stesso, da cui noi medici, che siamo in realtà gli utilizzatori finali insieme agli infermieri, siamo esclusi e quindi chiediamo di poter essere inclusi invece in questo programma, in questo processo decisionale. Le criticità del sistema, sottolineano i medici, ricadono anche sui pazienti che magari si trovano a dover scontare code inaspettate o ritardi nell'erogazione dei servizi. Non deve preoccupare però la qualità del servizio sanitario, sottolinea il dottor Petrilli. I pazienti possono essere tranquilli, possono stare sicuri e rivolgersi alla nostra azienda con la fiducia che ci hanno sempre dimostrato perché i problemi che questo sistema informatico ha creato sono stati tutti coperti con la fatica e l'impegno di tutto il personale sia medico, infermieristico, amministrativo e direttivo di tutta l'azienda.